Qui ci troviamo all'unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ospedale di Conegliano e abbiamo due presidi ospedalieri, l'ospedale di Conegliano e l'ospedale Vittorio Veneto, con delle sale endoscopiche nell'uno e nell'altro, e le caratteristiche sono date appunto nelle tre sale endoscopiche. Facciamo tutto quello che riguarda la procedura diagnostica, quindi la gastroscopia e la conoscopia, ma anche le visite ambulatoriali gastroenterologiche. In una di queste tre sale dove ci troviamo, in particolare, possiamo svolgere anche degli esami un po' più particolari, che sono gli esami di secondo e terzo livello, quali appunto il trattamento delle vie biliari, quindi l'RCP, oppure l'ecoendoscopia, che è un esame endoscopico che è determinato dal fatto che c'è una sonda ecografica alla punta dell'endoscopio che ci consente di poter fare una diagnostica e una sedazione dei tumori dell'apparato digerente, quindi dell'esofago, dello stomaco, del duodeno, ma anche del pancreas, ma anche di andare a poter ottenere dei campioni bioptici dei tumori per poter poi analizzarli e poter garantire le migliori cure per i nostri pazienti. Le nuove tecnologie sono sicuramente d'ausilio perché appunto ci consentono di poter fare dei trattamenti che un tempo venivano fatti dal chirurgo e ne abbiamo di diversi tipi a seconda della patologia. Noi siamo un punto di riferimento, un centro di riferimento per esempio per la patologia dello Zenker, del divertigo di Zenker. Abbiamo appunto tramite un ago riusciamo a tagliare il setto per poter garantire poi dopo al paziente di poter rialimentarsi e mangiare. Inoltre abbiamo la possibilità tramite un nuovo strumento che si chiama colangioscopio di poter entrare dentro la via biliare e quindi poter trattare i calcoli più difficili che non riusciamo a togliere con una tecnica standard tradizionale attraverso il bombardamento con una piccola sonda che emette delle bombarde il calcolo, lo frammenta in piccoli frammenti e quindi ci consente poi di eliminarlo. La stessa tecnologia ci consente anche di entrare dentro quindi alla via biliare, ma anche di vedere, di differenziare i restringimenti, quelli che si chiamano in termini medico stenosi, e differenziare la patologia benigna dalla patologia maligna, non soltanto attraverso la visione diretta, ma anche grazie a una piccola pinza che viene inserito dentro il canale di questo accessorio, di questo strumento che si chiama colangioscopio e ci consente di poter fare delle biopsie mirate della zona sospetta. Abbiamo anche la possibilità di fare appunto delle resezioni, in particolare per quanto riguarda le lesioni neoplastiche del retto, dell'esofago, del colon, attraverso un piccolo ago che ci consente di dissezionare la zona della sottomucosa, quindi di poter staccare in blocco, si dice quindi in un unico pezzo, la lesione per poter garantire una stadiazione accurata della lesione e quindi sapere se abbiamo fatto un trattamento curativo al paziente oppure se questo paziente necessiterà poi di un trattamento chirurgico. Abbiamo poi la possibilità anche di gestire tante patologie come appunto attraverso sempre lo stesso strumento, ma abbiamo anche la possibilità domani, a breve direi, di poter gestire anche i pazienti con obesità. L'obesità rappresenta sempre un problema maggiore nella nostra popolazione. Pensate che 5 milioni di obesi sono in Italia e il numero è progressivamente crescente. Oggi con la nuova tecnologia abbiamo la possibilità di poter ridurre il volume dello stomaco dall'interno, quindi senza cicatrici chirurgiche, e quindi consentire a questi pazienti di dimagrire. L'altra tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, che è sempre ancora più importante per quanto riguarda la gestione delle infezioni da germi multiresistenti, che sono sempre progressivamente crescenti e rappresentano un problema rilevante, è quello di utilizzare dei dispositivi monouso, quindi il duodenoscopio monouso per il trattamento delle vie biliari, quindi con l'RCP, e anche oggi a breve avremo anche la disponibilità di un gastroscopio, perché il numero di infezioni da germi multiresistenti sta crescendo sempre in maniera prevalente. Ci sono circa 1 milione di morti, decessi al mondo per germi multiresistenti e si prevede che nei prossimi anni, nel 2050, questi morti possano arrivare a 10 milioni, che è il tasso di mortalità globale dei tumori. Quindi basti pensare a questa prevalenza per capire l'importanza di poter disporre di un dispositivo monouso che evita la possibilità di infettare un altro paziente che si dovesse sottoporre a una procedura. È un'eccellenza perché ha a disposizione la tecnologia necessaria per poter risolvere tutte quelle che sono le problematiche ad oggi, perché la tecnologia ci dispone per la patologia biliopancreatica, ma per la patologia direi di tutto l'apparato digerente. Abbiamo anche la possibilità di avere la videocapsula, quindi che ci consente di andare a studiare il piccolo intestino, quindi di vedere le fonti di sanguinamento che non sono visualizzabili attraverso il gastroscopio o il conoscopio. Quindi abbiamo tutto quello che
che è la possibilità tecnologica che c'è ad oggi disponibile per poter risolvere le patologie dell'apparato digerente che abbiamo citato prima, sia esse benigne che maligne, attraverso l'uso di questi dispositivi innovativi. Quindi abbiamo sicuramente facciamo giornalmente, quotidianamente queste procedure diagnostiche, ne facciamo circa tra procedure diagnostiche, interventistiche e visiche 12.000 prestazioni all'anno, ma tutti i pazienti che si sottopongono, tutti gli utenti che hanno bisogno di fare un esame endoscopico, sia la gastroscopia che la colonoscopia, vengono sedati con dei farmaci che consentono di tranquillizzare ancora di più la persona, ma anche di eliminare il dolore, soprattutto per quanto riguarda la procedura della colonoscopia, che è un po' più indaginosa, può essere un po' più dolorosa per la persona, e questo sicuramente consente di poter portare a termine, nella stragrande maggioranza dei casi, una procedura, direi quasi senza dolore, se non senza dolore, per tutte le persone che si devono sottoporre a una gastroscopia o una colonoscopia. Nell'eventualità nella quale il paziente o l'utente non riesce a sopportare la procedura, è possibile ovviamente ricorrere invece a una sedazione profonda, ma questo richiede un ausilio della presenza dell'anestesista. Allora, nella nostra struttura noi abbiamo anche ovviamente tutti gli endoscopi vengono riprocessati attraverso la disinfezione dalle macchine lavaendoscopi e il lavaggio viene fatto anche automaticamente. Tutto questo viene tracciato, quindi viene riportato anche nel referto endoscopico che quel strumento che viene utilizzato su quel paziente ha subito un processo di disinfezione. Inoltre, per la privacy del paziente inizia fin dall'inizio dell'accettazione del paziente. Il paziente viene chiamato all'interno della nostra struttura attraverso un eliminacode, quindi con un numero, ma la privacy viene garantita anche successivamente nel percorso che l'utente fa all'interno della nostra struttura. Viene accettato dall'infermiera all'interno della sala risveglio, costituita da 5 postazioni monitorizzate, a garantire la privacy della persona. Viene fatto ovviamente spogliare se deve seguire una colonoscopia e indossato un pantaloncino che consente all'utente di stare un po' più tranquillo per la sua privacy, e poi viene portato all'interno della sala endoscopica. Tutti i pazienti vengono monitorizzati durante, prima e dopo, ma anche durante la procedura, e poi una volta finita la procedura vengono a risvegliarsi proprio nella sala risveglio nel loro box riservato, con un monitor che può monitorizzare i parametri vitali che vengono registrati su una scheda infermieristica. Questo consente ovviamente di avere proprio la tranquillità, la serenità del paziente, che sa che una volta che viene a accedere alla nostra struttura viene garantita la sua privacy nell'interezza e viene gestito per ridurre il rischio durante la procedura, ma anche prima, su quello che riguarda la monitorizzazione dei suoi parametri vitali, che vengono appunto, come dicevo prima, registrati sulla scheda infermieristica.